quando Dio creò l'universo, disse alla luna: tu illuminerai le notti calde e fredde, incontrerai innamorati e sarai diverse volte motivo di poesie. Signore e signori, buonasera. La luna, mandolinata a luna. Poiché il periodo di rotazione della luna è uguale al suo periodo orbitale, noi vediamo sempre la stessa faccia della luna. La faccia nascosta venne osservata nel 1959 da una sonda sovietica. Sappiamo tutti che gli uomini sono sbarcati sulla luna il 20 luglio 1959. L'equipaggio americano lasciò una targa su cui tra l'altro c'è scritto: siamo venuti in pace per tutta l'umanità. Nel 2001 Philippe Leray pubblicò un libro in cui sosteneva che le foto prese dagli astronauti sulla Luna erano in realtà dei falsi realizzati sulla Terra. Nonostante tutte le sue teorie siano state smentite, l'argomento continua a suscitare polemiche. La Luna, questa nostra compagna di viaggio intorno al Sole, mitologicamente è stata connessa alla fertilità, alla quale contribuisce col suo ciclo astronomico. La Luna ha rappresentato la ciclicità, la versatilità, la memoria e molto altro ancora, ma accantonando tutte le teorie mitologiche, astronomiche e scientifiche, a noi piace guardare la Luna sotto l'aspetto sentimentale, ci piace vederla avvolta dal mistero, ci piace sentirla come ispiratrice e come complice di incontri amorosi, di poesia e di canzoni. In questo senso, con questo ruolo, continuiamo stasera a occuparci della Luna, perché ancora oggi, nonostante videoregistratori, fax, telefonini, videotelefoni, mezzi necessari per vedersi e sentirsi a distanza, gli innamorati rivolgono ancora lo sguardo alla Luna. Per gli innamorati la Luna rimane sempre un punto di riferimento affascinante. E quindi anche stasera facciamo la mandolinata a Luna.